Amici di FVG Sport Channel e amici di Free, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Sport Life, gli appuntamenti del fine settimana. Andiamo a vedere tutto quello che succede sui campi di calcio, basket e volley in Friuli Venezia Giulia in questo weekend di grande sport, un po' freddo magari perché è arrivato un anticipo d'inverno, ma certamente non fa freddo sui campi e nelle palestre che seguiamo quotidianamente e settimanalmente. Questa settimana di solito parliamo di pallavolo e di pallacanestro, ma questa settimana mi fa molto piacere iniziare a parlare anche di calcio femminile con Sara Penzo che è venuta a trovarci. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Sara, allora, calcio femminile, tu sei il portiere dell'UPC Grafi Studio Tavagnacco. Non solo, sei il portiere della nazionale, per cui ne abbiamo tante da raccontare, da dire su di te. I telespettatori nostri vedono la Grafi Studio Tavagnacco nel nostro palinsesto. Raccontaci un po' questa stagione, tanto primi classifica, mi pare che sta andando bene. Sì, sta andando benissimo, io sono nuova, praticamente sono il nuovo acquisto di quest'anno, quindi ho questo ambiente nuovo che mi sto trovando benissimo e appunto la squadra forte, puntiamo a vincere tutto. L'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia e quindi quest'anno speriamo di ripeterci e di vincere anche il campionato, dato che l'anno scorso comunque un Grafi Studio dai grandi numeri perché non ha mai perso una partita e quindi purtroppo non ha vinto il campionato per lo scontro diretto con la Torres e vediamo quest'anno di riuscire a fare il colpaccio, dai. Il dettaglio l'ho notato, ho detto l'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia, quest'anno vogliamo, perché insomma certo. mi pare che sia un'ambizione anche tua personale. Sì, sicuramente. Sicuramente io ho girato parecchie squadre nella mia carriera calcistica e mi manca appunto vincere un campionato e sinceramente ho voglia di vincerlo col Tavagnacco. Ora, mi fa un po' specie sentire Sara Penzo che dice ho girato tante squadre perché è ancora giovanissima, per cui insomma, però è una carriera importante. Alle sì, dai. Tanto c'è anche una slide che ripercorre un po' la tua vita sportiva. Tu sei di Chioggia. Sì. E hai iniziato a giocare a Chioggia? Sì, ho iniziato praticamente come la maggior parte di noi ragazze, giochiamo con i maschi fino ai 14 anni o comunque fino a quando c'è permesso, quindi fai tutta la trafila dei primi calci, esordienti, pulcini e poi praticamente trovi una squadra femminile, nel mio caso praticamente era di un paesino vicino casa. E ho iniziato da lì a fare la Serie B e poi ho fatto il salto subito a 17 anni praticamente alla Torres a Sassari per la prima esperienza in Serie A. Poi nella scheda c'è scritto sei passata per Venezia, quindi tornata più o meno vicino a casa e poi Basilea. Sì, Basilea perché volevo fare un'esperienza all'estero. Mi è capitato praticamente questa opportunità di andare lì in Svizzera che sembra come se sia una realtà più piccola, invece è molto più avanti di noi in Italia. Basilea praticamente ero sotto la squadra maschile, quindi comunque un professionismo, tutto attrezzature diverse e una considerazione del calcio proprio come a livello internazionale che purtroppo noi in Italia manca un po'. Quindi io posso dire che è stata l'esperienza più bella della mia vita, poi appunto sono dovuta tornare in Italia per motivi di nazionale e di aspirazione mie che ho qua in Italia. E poi sì, appunto, ho trovato adesso un Tavagnacco dove mi trovo davvero bene. Quindi. Ho letto una tua intervista in cui dici esattamente, cioè sottolinei questo aspetto, cioè vado a Tavagnacco perché lì posso giocare e davvero farmi vedere in ottica nazionale. Mi pare che insomma. Sì, io in nazionale sono ormai da anni, cioè, ho fatto tutte le trafile, under 17, 19 maggiore da sempre, quindi ormai questo è il quinto anno che sono in maggiore. È logico che nel mio ruolo stai sempre lì ad attendere di fare quel salto e secondo me giocando a Tavagnacco quest'anno potrebbe essere una buona vetrina perché ho un grandissimo preparatore di portieri, una squadra che gioca bene e quindi penso di poter imparare di più e migliorarmi per riuscire ad arrivare a essere il primo in nazionale. Tu hai sempre giocato in porta? Sì, da sempre. È una vocazione comunque. Sì, mia mamma pensa se la intervisti adesso ti direbbe che giocavo con i primi calci, proprio giocavamo su una palestrina sotto casa e mi tuffavo sul cemento, quindi proprio non riuscivo a non tuffarmi. Quindi una vocazione così. In nazionale ti stai giocando il ruolo, in realtà che possibilità hai? Ma secondo me lavorando bene le possibilità ci sono tutte perché siete scambiati anche la squadra. Sì, esatto, abbiamo fatto questo scambio quest'estate tra il portiere ex Tavagnacco e me. No, comunque Cabrini è uno di quelli che non sta fossilizzato su una formazione su 11 ragazze, quindi secondo me me lo posso giocare completamente a pieno.
Quest'anno avete giocato anche Champions League, ti ricordi un po' l'atmosfera? Che tipo di sensazioni avete vissuto al di là del È risultato? stata la mia prima Champions League, quindi comunque tensione a 1000. In casa è stata una partita fantastica, riuscire a rimontare un 2-0 nel primo tempo è stato davvero un'impresa per noi e anche per tutti gli spettatori penso sia stata davvero una bella visuale di un buon calcio. Poi lì purtroppo non so cosa è successo, un po' di rammarico c'è perché non era questa squadra imbattibile, quindi siamo state sfortunate secondo me. Quindi anche in Danimarca però alla fine potevate giocarvela. Sì, potevamo giocarsela benissimo. È un peccato, che partita comunque vista anche questa sul nostro palinsesto. Parleremo dopo della prossima partita, vi vede impegnate contro Firenze, però in questa classifica il dualismo Tavagnacco-Torres mi pare di capire che caratterizza il calcio femminile, non ci sono altre? No, ci sono, praticamente ci siamo in più o meno 4 squadre da sempre, c'è sempre il Brescia, il Tavagnacco, il Bardolino e la Torres, da sempre. Il brutto del calcio femminile appunto è questo, che non hai molta, hai queste 4-5 squadre al massimo nel top classifica e dopo il resto un po' che dà a perdersi. E il brutto di questo è che appunto non avendo tante disponibilità economiche, sponsor, non riesci mai ad avere tutte le squadre della Serie A, ad avere una rosa competitiva. Ovviamente poi per noi va anche meglio perché comunque vuol dire avere partite importanti e averne 3-4 durante tutta la stagione senza sottovalutare sempre gli altri, però comunque sì, hai gli scontri importanti con 2 o 3 squadre. Quelli che cosa. Quest'anno Tavagnacco ogni tanto arrivano anche messaggi magari di qualche tifoso che ci chiede fate vedere di più le partite, insomma chiaramente il calcio femminile non è il calcio maschile, anche a livello mediatico. Cosa si potrebbe fare secondo te per migliorare questa situazione? Bisognerebbe cambiare la testa a tutti gli italiani. No, è un po' difficile secondo me perché comunque nell'immaginario delle persone non si pensa a una donna che fa calcio, quindi si fa fatica a realizzarlo e si fa fatica a credere a un progetto e costruirlo. Ovviamente fortunatamente anche abbiamo persone che ci credono, i nostri sponsor che ci aiutano, ci sostengono sempre, però forse riuscendo a vincere qualcosa a livello nazionale magari si riesce a spargere la voce e a far crescere l'interesse. Sì, perché le nazioni che vanno per la maggiore in calcio femminile, a parte la Spagna, credo di capire, poi c'è Germania anche. Sì, Germania e America. Sì. America penso principalmente perché il calcio maschile lì è molto sottovalutato, fanno tutti altri sport e quindi le donne hanno spazio. Ci fosse lì è ribaltate le situazioni rispetto a noi. E in Germania è classico, la Germania ha una mentalità completamente diversa, ed è così dappertutto. Chiaramente ti auguriamo di fare una carriera e vincere tutto con Tavagnacco, ma ti chiama una squadra tedesca? Cosa fai? Ci penso sicuramente. Sì. No, più che altro perché appunto all'estero hai tutti i contratti professionistici e lì vuol dire davvero giocare a calcio come lavoro. La tua esperienza qui a Tavagnacco, sei qui da 4 mesi circa, sì. E come sta andando? Come ti trovi l'ambientamento? Benissimo, la squadra con elementi forti perché comunque siamo 6-7 nazionali e su 11 vuol dire praticamente avere quasi tutta la squadra in nazionale e quindi lavoriamo bene, il clima c'è, la squadra c'è perché comunque il gruppo c'è dentro al campo e fuori dal campo. Io davvero mi trovo su tutte le squadre che posso aver passato come a Tavagnacco non mi ero ancora mai trovata. Ogni tanto intervisto qualche giocatore, un calciatore, uomo però in quel caso, ed è facile chiedere quale sia stato l'idolo di gioventù piuttosto che il punto di riferimento. Il tuo? Se devo parlare di calcio maschile, il mio idolo è sempre stato Oliver Kahn. Sì, il portiere dell'Ansar tedesco. Se invece devo pensare ad adesso, dico che nel calcio femminile una delle migliori che ha fatto la storia del calcio femminile era Giorgia Brenzan in Italia, però il mio idolo di adesso classico è Hope Solo, che è il portiere della nazionale americana. Ok, quindi magari riusciamo a intervistare anche lei prima o poi e ti chiamiamo per il duetto. Prima della pausa, adesso faremo tra qualche istante il break pubblicitario, ho ancora un po' di curiosità per Sara Penzo. In spogliatoio, il clima che si respira, chi è il leader? Perché vorremmo anche conoscere la Graffi Studio un po' fuori dal campo, inside. Il leader è classico, è il capitano, noi ci rivolgiamo a lei sempre per qualsiasi cosa, è lei che ci mette tra virgolette la faccia in qualsiasi problematica della squadra e quindi sì, posso dirti che è lei che ci trascina sia dentro che fuori dal campo. Per essere a questi livelli
Quanti allenamenti fate? Cioè, quanto lavorate ogni giorno, ogni settimana? Ogni giorno praticamente dal lunedì al giovedì, e al venerdì hai il classico riposo pre-partita perché giochiamo al sabato, e la domenica il riposo dopo partita. Quindi ti abbiamo disturbato nel riposo settimanale del Ma venerdì. non c'è problema. Okay. Io direi, Enrico, in regia, potremmo fare adesso la pausa pubblicitaria, poi torniamo subito dopo con Sara per andare a vedere cosa aspetta alla Graphic Studio Tavagnacco nel fine settimana. C'era una volta una donna che un giorno incontrò un nemico molto potente. Era una strega vestita di bianco, che al principio sembrava buona, ma dopo si trasformò in una cattiva, molto cattiva. Si impadronì del corpo della donna. Quando tutto sembrava perso, riuscì a chiedere aiuto e per fortuna fu salvata. E poi sono nata io. Aiutaci a far sì che sempre più storie di droga abbiano un lieto fine. Seconda parte di Sport Life, siamo con Sara Penzo della UPC Graphic Studio Tavagnacco Calcio per andare adesso a scoprire cosa aspetta a Graphic Studio nel fine settimana. E da calendario, come vedete anche dalla grafica e dalla slide, c'è la partita contro il Firenze. Andiamo a vedere anche le altre intanto. Verona Chiasiellis, quindi in trasferta le friulane, Grifo Perugia contro Mozzanica, Como 2000 contro Brescia, Napoli contro Pordenone, quindi altra trasferta anche per le naoniane, Inter Res Roma, Riviera Torres, Scalese Valpolicella e appunto Graphic Studio Tavagnacco Firenze, che è la partita con cui adesso su cui ci concentriamo. Sara, che tipo di partita ci dobbiamo attendere anche da un punto di vista tattico, tecnico piuttosto? Il Firenze ha iniziato tra virgolette male questo inizio stagione, è sempre stata una squadra da metà classifica, invece ha iniziato subito con quasi tutte sconfitte, penso. Ha fatto la prima vittoria sabato scorso, quindi sicuramente arrivano cariche, hanno degli elementi nuovi in squadra che riescono a giocare, penso, per la partita di domani per una questione di tesseramenti e tutto, quindi sicuramente hanno anche degli elementi a sorpresa, quindi da non sottovalutare secondo me. È una squadra che sicuramente giocherà a livello tattico chiuse, perché penso che noi Tavagnacco facciamo un po' paura dati i gol fatti, e quindi si punta sempre, la squadra avversaria punta sempre a partire chiusa e poi nel caso aprirsi dopo. Primo non prenderle contro Tavagnacco. Potremmo ritornare sulla classifica, grazie Enrico, proprio perché si evince chiaramente il concetto che stava spiegando Sara nella prima parte, cioè le quattro squadre, Tavagnacco, Brescia, Torres, Verona avanti e poi tutte le altre dietro, ma proprio il distacco da 16 a 12 punti è evidente. Vedete che poi la classifica è molto sbilanciata verso il basso, al di là delle quattro. C'è un momento chiave in questa stagione in cui si potrà sapere se la Graphic Studio sarà effettivamente più forte di Brescia, Torres e Verona? Vabbè, il Brescia l'abbiamo già battuto, abbiamo già giocato, quindi sicuramente abbiamo dimostrato di saper essere migliori di loro in campo, sicuramente, però comunque la stagione è ancora lunga, non mai dire mai, è importante in un'andata, io ho preso una mia rivincita e poi dopo Firenze abbiamo subito la Torres, quindi anche lì sarà un altro scontro al vertice e lì capiremo subito, dato che noi arriviamo dalla sconfitta in Supercoppa dalla Torres, puntiamo sì a riscattarci del tutto. Fa di capire che è un animo particolarmente competitivo. Sì. Beh, sicuramente. Mai ingaggiare duelli con Sara Penzo, abbiamo capita questa cosa. In realtà con la Torres ci sarà anche da appunto vendicare, no? Vi rode un po' quella sconfitta in Supercoppa. Sì, sicuramente, perché vabbè, in Supercoppa eravamo tutti due squadre molto stanche, arrivando noi dall'impegno europeo e la preparazione e tutto, quindi è stata una partita brutta a livello estetico da vedere.
e loro hanno avuto la meglio e sicuramente noi abbiamo il coltello tra i denti sabato prossimo. Ok, allora Torres avvisata. Graffi Studio potrebbe davvero vendere carissima la pelle se non fare qualcosa di peggio. Sara, sei appassionata di qualche altro sport oltre al calcio? Oppure No, ti piace vedere piuttosto che... No, io seguo, no. Solo... Anzi, spesso e volentieri quando finisco col mio di calcio seguo completamente altri hobby che sia al di fuori dello sport. Ok, quindi nulla di nulla. Anche perché adesso abbiamo pronta la raffica di slide con gli appuntamenti del weekend nel fine settimana sotto rete per quanto riguarda il pallavolo, sotto canestro per quanto riguarda il basket. Partiamo subito con il basket, con la divisione nazionale A Gold e la vecchia Serie A2, dove la Cegas Trieste attende al Pala Trieste, al Pala Rubini. Il Ferentino si gioca domenica pomeriggio, mentre le altre sono Trapani Brescia, Forlì Capodorlando, Vero di Verona, Imola Trento, Iesi Barcellona, Pozzo di Gotto, Biella Casale e Napoli Torino. Scendendo di categoria, quindi con una slide successiva in divisione nazionale B, ci sono 3 partite che ci interessano su tutte. La prima è quella della GSA Udine contro la capolista in battuta del campionato, i Legnano Knights di Castellanza. E vedete lì live su Digitale Terrestre, domenica alle ore 18, ma con collegamento per partita alle 17:30. Poi Graffi Studio Spilimbergo contro De Longhi Treviso, il super big match del fine settimana di FVG Sport Channel, assieme chiaramente alla partita tra Udine e la capolista Legnano. Questa si gioca sabato pomeriggio e in diretta avremo anche un salotto prepartita curato da Piero Della Putta alle 17:45 di sabato, mentre la Friuladria Pordenone attende il Rimini domenica al Forum e questa partita sarà in diretta streaming sul nostro sito web. San Giorgese Varese, Milano Costa Volpino, Zenone di Lugo e Montichiari Lecco le altre partite in programma nella settima di andata. Scendiamo in divisione nazionale C, nel girone C, nella settima di andata, in trasferta la Isogas Gorizia a Bertinoro, mentre on the road anche la Franco Robert Trieste attesa a San Vendemiano, in bocca al lupo alle 2 formazioni regionali. Andiamo giù in Serie C regionale, sparita tutto, Serie C regionale, eccolo qua, all'8ª di andata. Black Sandor Ligor contro Ferraduce Romance, Blue Service Fagagna, Lusetti Servolana, Blue Energy Codroipo, Pontoni PM Monfalcone, Alimentare Gorizia, Latte Carso Udine, Credifiducia Cervignano, Geoclima Fogliano, il Michelaccio San Daniele Fluid System Tarcento, Caligaris Trevisan è il match che va in anticipo televisivo venerdì sera in diretta su FVG Sport Channel e su Free, e Pinger North Caravan e Bor Radenska Trieste contro Falcon Star. Questo è il turno della C regionale, mentre in Serie A2 donne di pallacanestro, altro super derby regionale, Caligaris Trieste contro Del Sedudine, mentre la Qualce Ambiente Muggia è impegnata a Valmadrera, Vicenza d'Alghero e riposa il San Salvatore Selargius. In A3 femminile, San Bonifacio Sistema Rosa Pordenone, bella partita tra 2 formazioni molto agguerrite nella sesta di andata della Conference Nord-Est, Riva Legale Treviso, Sacedo Castel San Pietro e Alpo Verona Montecchio Maggiore le altre partite del turno. Esaurito il basket, passiamo alla volley. Nella quinta di andata della B1 femminile girone B, Leali Padova Ata Trento, Bacche di Piacenza Cittafiera Martignacco, bocca al lupo alla formazione di coach Cuttini, Domovi Porcia Brescia, anche questa è una partita da seguire con grande attenzione, Bassano Liusio Modena, Montale Modena San Lazzaro, Isuzu Verona Pavidea Piacenza e Lato Mattudine attesa in Trentino dal Trentino Rosa a Trento. In Serie B2 femminile girone D, la quinta di andata, le partite le vedete, la San Giorgina gioca in casa contro la Carinatese sabato sera. Poi Treviso Belluno, Venezia Alimentaria Monfalcone, Sanona Argentaria Trento, Listana Trento, Friultex Chions, altra partita tutta da vivere per la Friultex e per i tifosi chiaramente della Friultex Chions, Occhiobello Villorba e chiude la partita in trasferta della CDA Talmassons contro il Giorgione Treviso. A proposito della CDA Talmassons, nel palinsesto di FVG Sport Channel siamo lieti di annunciare anche che vedrete nelle prossime settimane le partite della formazione del presidente De Paoli, quindi ci fa molto piacere averle abbracciate nel bouquet di FVG Sport Channel, parliamo così noi. B2 uomini, girone D, la quinta di andata, Loresia Padova Mestrino, Ravenna Viteria 2000 Prata di Pordenone, Alex Bibione Bellaria, Treviso Piera Matellozzo Pordenone, Sloga Tavol Trieste contro Lago da Venezia, Rimini Cesena e Valsugana Casal Serugo, le partite del weekend. In Serie C regionale di pallavolo, nella settima di andata, spiccano su tutti gli incontri tra Credi Friuli e Formaderbe Villedis, poi Troiani Maiano, Banca di Udine Volley Bus, CSI Tarcento Minerva Gorizia, Zentro Cannella Trieste, Astramobili Pordenone, Self Fiume Veneto Jalet, Sant'Andrea Buoneria Friulana, Royal Kennedy Ambiente MCF Rizzi e Esvolley contro Simagas Libertas Trieste. Chiudiamo
la carrellata con la Serie C maschile di pallavolo nella quinta di andata, Voleibol Udine, Pittarello Reana, Mortegliano De Malprata, Pippoli Team Udine, Ferraluminio Trieste, Fincantieri contro la Zadružna Banca Socia di Savogna, Olimpia Gorizia contro l'Onchi San Giuseppe Buia e Villains Alta di Villa Vicentina contro la Lussetti Trieste. Chiuso il quadro, abbiamo anche modo di rivedere quali sono gli appuntamenti in diretta web TV, quindi sul sito www.fvgsportchannel.com. Venerdì alle 20:30 Caligaris Trevisan, big match della Serie C regionale con i padroni di casa della Caligaris Corno di coach cittadini che devono guardarsi dall'attacco della Trevisan dell'ex Andrea Juric. Sabato alle 17:45, come detto, Graffi Studio Spilimbergo dell'Onghi, la partita inizia alle 18:30, ma noi siamo in collegamento già alle 17:45 con un ampio e ricco salotto pre-partita con vari ospiti dal Palasport della favorita di Spilimbergo. Poi domenica, come detto, il super big match tra la GSA più Udine e la capolista Legnano Knights dal Pala Benedetti in diretta alle 17:30 con pre-partita di Max Fontanini e Giambosio, e poi alle 17:55 anche Friulà del Pordenone Rimini Basket Divisione Nazionale B. Abbiamo detto che a Sala Penso non interessano gli altri sport che non siano il calcio femminile, perché non ti chiedo pronostici o altre cose. Ma non saprei. Ma non leggi neanche tu, ma è proprio zero. No, proprio niente. Mi dispiace, ma niente. No, non ci sono problemi. Ma in realtà una giocatrice di calcio di Serie A del tuo livello, quindi a livello nazionale, quindi massimo a cui può aspirare una ragazza in Italia, nel tempo libero, senza voler farci i fatti tuoi, ma nel tempo libero cosa hai fatto? Io praticamente adesso sto studiando all'Università di Udine Lingue, quindi praticamente mi devo concentrare sullo studio la maggior parte del tempo. Se mi dici che studi tedesco, so già dove andrai a parlare. Sì, tedesco e francese. Certo. No, comunque sì, di solito tendo a godermi un po' il tempo libero che mi resta, quindi comunque a uscire con le compagne di squadra o comunque sono amiche al di fuori. E così cinema, film, musica, un po' le classiche cose. Perfetto. Tornando alla partita invece, un pronostico però te lo chiedo. Graffi Studio Tavagnacco Firenze. Quanto finisce? Quanto finisce? Vabbè, mi penserai presuntuosa, ma secondo me è 5-0 per noi. 5-0, va bene, birretta pagata se effettivamente finite 5-0, tu chiaramente non incassi i gol perché non ne prendi ovvio. mai. Non ne prendi mai. Ma sai, adesso non mi ricordo bene la statistica, ma sei il portiere meno battuto del campionato, mi pare, no? Sì, al momento sì, e spero che continui così per molto. C'è un po' di ferro sotto la sedia, per cui tocchiamo ferro, facciamo gli scongiuri e auguriamo chiaramente a Sala Penso di rimanere imbattuta. Siamo in chiusura, io ho il tempo solo per ringraziare Sara per la disponibilità, la simpatia, in bocca al lupo. Grazie a voi, Creppi. Ti aspettiamo. Alla prossima. Dopo il 5-0 con Firenze, però ci risentiamo. Va bene. Okay. E grazie a voi per averci sentito. Un saluto a tutti voi, sia su FVG Sport Channel sia su Free, che ci seguite con grande partecipazione. Ciao Sara, ciao a tutti. Ciao.